Aperto un fascicolo e chiesto il sequestro del cantiere. Il tunnel sud della Pedemontana, crollato il 12 settembre a Castelgomberto, è nel mirino della magistratura. Un atto dovuto dopo quanto accaduto. Il reato ipotizzato è quello di crollo colposo e per il momento la magistratura non ha indagato nessuno. Sarà un tecnico al quale il Tribunale di Vicenza si rivolgerà a valutare se siano state messe in atto tutte le cautele necessarie affinché la volta del tunnel non crollasse. Intanto quel tratto importante di cantiere della Pedemontana è inevitabilmente fermo. È l'ennesimo inghippo ad un'opera considerata dalla Regione Veneto strategica per il territorio. Per il Presidente della Regione Zaia ci sta che ci sia il sequestro di quel tratto di viadotto, nei cantieri possono esserci problemi, dice, che i controlli si facciano, non c'è nulla da nascondere e continua, c'è un'azienda titolare del cantiere, se ha sbagliato è giusto che risponda, anche se ricorda che si tratta di un'opera comunque di oltre 94 chilometri. Duri invece i comitati per i quali l'azienda avrebbe cercato di far passare in sordina l'accaduto. Con un crollo del genere, spiegano, l'azienda avrebbe dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, mettere in sicurezza l'area verificando che nessuno fosse rimasto coinvolto. Inoltre per i comitati si ravviserebbero anche i reati di distruzione ambientale con l'abbattimento dell'argine del torrente Poscola.